siamo tutti quanti, no? Ci siamo. Noi siamo Anonymous, Barzellette. A lei l'onore, dottore. Allora, tu devi sapere che come al solito ci stanno tre persone, un francese, un tedesco e un napoletano. Ovviamente il napoletano non ci manca mai, no? E quando mai, non manca molto. Sai che fanno? Decidono si a fare una bella una navigata proprio in alto mare. E allora che succede? Navigano, si mettono coppa sta barca a vela, navigano. Ironia della sorte, che succede tutto ad un tratto, uno tsunami, un cavallone, una cosa, via si bocca sotto in cotto, sta barcatella, e vanno a fornire tutto quanto a mare. Ovviamente gli danno salvagente, gli danno una cosa, e cercano di salvare come hanno a fare, e di conseguenza cercano di nadare. Non adesso. Poi, tutto ad un tratto, vedono che lontano c'è sta un'isola. Forse ci hanno salvato. E raggiungono quest'isola. Come appena raggiungono quest'isola, vedono che compare 3-4 indigeni. Dice, mo che vengono circondati. E ovviamente loro impauriti, dicono, che ci fanno? Saranno cannibali, saranno cose. E lo portano dal capo tribù, dice, seguite. Va vicino al francese, il capo tribù. Tu morire? Come morire? Perché noi con tua pelle fare canoa. Con la tua pelle Fare canoa. Ovviamente il francese dice, se proprio devo morire, allora un colpo di pistola qua. E muore il francese. Poi tocca al tedesco. Il tedesco, io morire da tedescan, grande coltellata, ma allora tu morire, come morire? Perché io con tua pelle fare canoa. Canoa. E allora dice, allora grande coltello qua, cuore. Tedesco caput, moro tedesco. Arriva il napoletano. Napoletano ovviamente si distingue sempre un po', tutte e due, Carsatella, pensa. Voglio già morire. E allora pensa come ha da fare, ovviamente. Allora, il capo tribù, allora tu morire. Come morire? Tu e te lo sangue. Perché noi con tua pelle fare canoa. Come puoi morire tu? Allora dice un napoletano, voglio morire con una forchetta. Fatemi una forchetta. Forchetta? Dare forchetta. Ecco forchetta. Prende forchetta. E cosa fa con forchetta? Si inizia a rinvizzare. Tutto corpo. Da fai con cazzo che non da fai. Si è spurtusato corpo, che non fai questo cazzo. Ma già dice da amica. Certo. Un vecchietto arrovoglia la cartina col tabaccari, mette in mano in la sacca, fruta la cartina. E mo come arrovoglia la cartina? Come si fa? Ce l'avevi il giornale sotto il braccio. Dice, che ci fa? Mostra, faccio il giornale. Un pezzettino. Lo mette in mano, lo mette tutto a baccari e mentre sta arrovigliando la cartina, arrotolando, leggi pure l'articolo. Giovane spericolato, a 180 all'ora, con la motocicletta, si schianta in faccia un muro. Mentre sta leggendo, una motocicletta a tutta velocità, talmente la velocità che ci sbanda. Corri tu! A te ti fumo di me!